Buon pomeriggio a tutti. Prima dell'apertura dell'odierno Consiglio Comunale, invito i componenti dell'Aula ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in raccordo delle vittime tutte dei recenti plurimi atti di terrorismo occorsi in Francia e in Germania, nonché delle vittime conseguenti al grave incidente ferroviario occorso in Puglia.
Evaristo, Tomassaro Andrea, Capiotto Giacomo, Miolo Carlo, Conte Rosanna, Terazzi Tamara, Faro Marco, Dalla Bella, tutti presenti. Procediamo ora alla nomina di 3 scrutatori. Designo quindi i consiglieri Bortoluzzi, Panzan e De Lazzari. I consiglieri hanno interrogazioni e interpellanze da presentare? Prego, consigliere D'Avella. Consigliere D'Avella, il gruppo Liberi e Trasparenti. Oggetto: Pescaro dell'interno. In questi giorni stiamo finalmente assistendo al riposizionamento delle piccole nel porto e alla pulizia delle banchine, problematiche anche se è protratta per parecchi anni e che aveva messo parecchio a disagio la flotta peschereccia di Caora. Io non solo i pescatori ne potranno avere benefici, ma tutta la comunità, nonché i molti turisti che fanno del piccolo ed attraente porto un'attrazione piacevole da visitare in particolar modo durante le giornate di brutto tempo. Di certo sono dei interventi positivi, ma credo non si sia tenuto conto di quello che probabilmente è un intervento ancora più urgente, visto che non viene effettuato da decine d'anni, credo, per scalo del porto stesso al canale dell'orologio. La devoluzione di quasi 20 imbarcazioni di medio tonnellaggio, il cui ormeggio in banchina non causava problemi, visto poco pescaggio delle stesse. Pescaggio significa l'immersione dell'imbarcazione in acqua e l'arrivo di diverse unità di dimensione e carinatura molto più voluminosa sta causando diversi disagi, sia nelle manovre che negli ormeggi delle suddette unità. Essendo io stesso un operatore del settore della pesca, noto che a serie frequente diverse pescherecce rimangono in secca nei loro ormeggi. Da non trascurare anche la problematica di pezzi di rete e detriti vari buttati più delle volte dal vento, appoggiati sul fondale, e molto spesso vanno a ripudiarsi nelle eliche con conseguenze gravi, visto che la gran parte delle volte le imbarcazioni devono recarsi al cantiere per allaggi non previsti, con conseguente perdita della giornata di lavoro e spese di carinaggio anch'esse non previste. So benissimo anch'io che lo scavo comporta oltre i costi la difficoltà a smaltire i fanghi esportati, ma se non si terrà conto che con l'andare del tempo, un po' per le fosse piene autunnali che con i loro grandi flussi d'acqua verso valle vanno ad ingrandire il fiume dei canali, e che il rivo interno è privo di sbocchi, quindi senza flussi d'acqua, potrebbe verificarsi a breve che ad entrare nel porto peschereccio possono essere solo piccoli natanti o addirittura sopra 9, visto che il pescaggio è veramente minimo. Alla luce di tanto e del fatto che il porto peschereccio necessita dei simili fondamentali interventi, si chiede se esiste una pianificazione degli stessi e, in caso affermativo, perché ancora non sono stati avviati e attuati. Si chiede inoltre se per il futuro non si ritiene più opportuno pianificare per tempo e con maggior condivisione, anche con gli operatori locali, tali interventi in modo che le attività interessate possano programmarsi nel migliore dei modi. Si chiede risposta urgente e scritta. Consigliere Vittorio Della Bella per il gruppo Liberi e Trasparenti. Grazie. Ci sono altre interpellanze? Prego, consigliere Conte. Diretta streaming del Consiglio Comunale. Sottoscritta Rosanna Conte, consigliera comunale, esponente del gruppo consigliare Spagnolo Sindaco, interroga la signoria vostra per sapere se questa amministrazione comunale intende attivarsi per la diretta streaming dei lavori del Consiglio Comunale, analogamente a quanto avviene già in molteplici comuni, anche nel nostro territorio, ad esempio Portogallo. Rendrebbe molto più agevole per i cittadini, soprattutto coloro che abitano in abitazioni e hanno oggettive difficoltà di presenziare fisicamente, seguire i lavori consigliari e nello stesso tempo consentirebbe più in generale di avvicinare maggiormente gli stessi alla vita politico-amministrativa del comune. La richiesta del resto è motivata proprio da sollecitazioni provenienti da molti cittadini, in particolare da residenti nelle frazioni di Santa al centro, e richiede una risposta immediata.
Grazie. L'interpellanza verrà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale, in quanto non è stata presentata in tempo utile per essere inserita all'ordine del giorno. Passiamo all'esame del primo punto all'ordine del giorno, che recita: approvazione verbali seduta precedente. Visti i verbali della seduta del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni dal numero 32 del 23/6/2016 al numero 37 del 23/6/2016, dato atto che il deposito dei verbali di cui trattasi a disposizione dei consiglieri è avvenuto nei termini previsti dall'articolo 35 del regolamento del Consiglio Comunale e che copia degli stessi è stata inviata ai capigruppo consigliari nei termini previsti dall'articolo 54 dello stesso regolamento, ritenuto gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, uditi gli interventi dei vari consiglieri, il cui testo integrale sarà riportato nel verbale della seduta, visto il parere favorevole del segretario generale, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni, si propone al Consiglio di approvare. Prevista votazione palese, voti favorevoli. Il Consiglio approva. Il secondo punto all'ordine del giorno recita: verifica della permanenza degli equilibri di bilancio e determinazioni in merito all'assestamento generale bilancio esercizio 2016. Relazione all'assessore Barbaro. Visto l'articolo 193,2 del decreto legislativo 267/2000, ai sensi del quale almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno si deve provvedere alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio fatto dato in caso di riscontro negativo, misure necessarie al ripristino degli stessi, tenuto conto che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è barata. Ad ogni effetto, la mancata approvazione del bilancio di previsione di cui l'articolo 141 del medesimo decreto, conseguente applicazione della procedura prevista dal secondo comma del decreto. Visto altresì l'articolo 175,8 del medesimo decreto, ai sensi del quale, entro lo stesso termine, previa verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi i fondi di riserva di cassa, è possibile procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio. Preso atto l'allegata relazione a cui si rileva che non vi è alcun disavanzo di amministrazione da riappianare, essendoci chiuso con un saldo positivo nell'esercizio 2015. I dati della gestione finanziaria aggiornati a 06/07/2016 si evince una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenze che in conto residui. Non risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili per i quali è necessario provvedere allo stanziamento di ulteriori finanziamenti. Considerato che dalle dichiarazioni agli atti dei vari responsabili di settore non emerge necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale di bilancio, risulta necessario intervenire sui fondi di riserva di cassa. Visto il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione in data 20/07/2016 dall'organo di revisione economico-finanziaria previsto ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000, costituente allegato numero 2 al presente atto, visto l'articolo 19 del vigente regolamento per la contabilità, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 26/07/2016 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Quanto sopra-espresso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare: 1. Di dare atto della permanenza degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2016 come risultati dalla relazione costituente allegato numero 1 al presente atto, considerando che non vi è alcun disavanzo di amministrazione da riappianare essendosi chiuso con un saldo positivo dell'esercizio 2015. Ai dati della gestione finanziaria si evince una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenza che in conto residui. Non risultano allo stato attuale
eviti fuori bilancio riconoscibili per il quale è necessario provvedere allo stanziamento di ulteriori finanziamenti. 2. Di dare atto che alle dichiarazioni agli atti di vari responsabili di settore non sono emerse necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale di bilancio, né risulta necessario intervenire sui fondi di riserva di cassa. Grazie Assessore. Apriamo la discussione sul punto. Ci sono interventi? Prego, Capogruppo Fava. Allora, credo che sia doveroso iniziare il dibattito su questa proposta di delibera osservando un dato di fatto. Il nostro comune arriva da poco più di un anno di commissariamento. La dottoressa Bumma, insediatasi come commissario prefettizio nella primavera dell'anno scorso, ha retto le sorti della nostra amministrazione fino all'ultimo mese. Il bilancio di previsione 2016, che è il tema in discussione oggi, è opera del commissario. È stato approvato, concepito ed approvato dal commissario, e anche la sua gestione economico-amministrativa del nostro comune nel primo semestre 2016 chiaramente è altrettanto opera del commissario. Quindi se oggi siamo in grado di riscontrare che gli equilibri sono confermati, gli equilibri di bilancio, questo lo dobbiamo, credo, alla buona azione amministrativa esercitata dal commissario prefettizio. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Procediamo alla votazione palese di tale deliberazione. Prego. Do la parola ai capigruppo per le dichiarazioni di voto. Per dichiarazione di voto, conseguentemente quindi rispetto all'intervento che ho fatto poc'anzi, il nostro gruppo esprimerà voto di astensione, precisando ancora una volta che il voto di astensione sappiamo che è non è un voto contrario, quindi è un voto che esprime un certo credito, un certo favore. E questo credito, questo favore non va, sia chiaro, occorre precisarlo, non va nei confronti dell'attuale amministrazione, ma va, come ho già detto, come apprezzamento verso l'azione amministrativa esercitata dal commissario Bumma. Grazie. Grazie. Gli altri capigruppo? Tomassaro? Buonasera. Maggioranza, lista civica Luciano Striuli, voto favorevole all'approvazione del bilancio. Grazie. Capogruppo Miollo? Sì, il nostro gruppo si astiene, grazie. Mettiamo i voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Il terzo punto all'ordine del giorno recita attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale Don Moschetta, bilancio d'esercizio 2015. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. Visti gli articoli 42 seguenti dello Statuto dell'azienda speciale Don Moschetta, nei quali vengono disciplinate le modalità circa la vigilanza, il controllo e la verifica sull'attività dell'azienda stessa da parte dell'amministrazione comunale, preso atto che in data 27 giugno 2016 è stata acquisita il numero 20.084 del protocollo del Comune, la deliberazione numero 18 del 15 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione della città d'azienda speciale, avente ad oggetto il bilancio dell'esercizio 2015 in nuova approvazione, corredata dal successivo parere favorevole espresso all'organo di revisione. Preso atto altresì che detto bilancio chiude anche l'esercizio 2015 con una seppure modesta perdita montante euro 6.479, integralmente posta a riduzione del patrimonio netto nel rispetto delle quote di riserva. Esaminati la nota integrativa di bilancio, la relazione sulla gestione resa dal direttore e dal presidente e la relazione dell'organo di revisione, trovato che già l'esercizio 2014 si era concluso con una lieve perdita
e che in tale occasione era stato rivolto un invito agli organi dell'azienda speciale affinché venisse prontamente ripristinato l'equilibrio della gestione, ritenuto che non sussistano motivazioni ostative all'approvazione del bilancio esercizio 2015, fermo rimanendo il dovere di ribadire l'invito agli organi di indirizzo gestionali dell'azienda speciale a porre in atto ogni utile accorgimento al fine di ripristinare l'equilibrio economico della gestione sin dal corrente esercizio. Tanto premesso, si propone di deliberare di approvare il bilancio dell'esercizio 2015 dell'azienda speciale Domus Scritta nelle risultanze di cui alla deliberazione numero 18 del 15 giugno 2016 di detto ente, di raccomandare agli organi di indirizzo gestionali dell'azienda speciale di porre in atto ogni utile accorgimento al fine di ripristinare l'equilibrio economico della gestione sin dal corrente esercizio. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego, consigliere De Lazzari. Allora, il mio intervento riguarda appunto questo terzo punto, che ha per oggetto l'attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale Domus Scritta. Riguarda una certa preoccupazione per la situazione finanziaria della casa di riposo, una preoccupazione che del resto è stata confermata anche da quelle che sono le stesse conclusioni riportate dal CDA, il bilancio della casa di riposo. Solo perché l'altra volta, alla fine del 2015, si evidenzia, come abbiamo visto, un'ulteriore perdita di oltre 6.400 euro. È chiaro che la perdita di 10 posti letto e quindi delle quote sanitarie comporta un forte disavanzo economico. Il CDA stesso si esprime dicendo che l'impatto economico sarà molto evidente nel 2016. Impatto a cui è possibile far fronte solo in parte, anche perché i costi fissi sono comunque costi fissi e comunque non possono essere eliminati. Le soluzioni adottate quali possono essere? Potrebbero essere una diminuzione del personale, sempre compatibilmente con quelli che sono gli standard previsti, oppure attraverso un incremento di quelle che sono le attività extra istituzionali, parla di un 6% minimo in su. Sappiamo bene che se da un lato la casa di riposo gestisce dallo scorso novembre anche quello che è il servizio domiciliare dei pasti, dall'altro, in base alla riorganizzazione del tempo scuola, ci sarà anche una drastica riduzione di quelli che sono i buoni pasto e quindi i buoni mensa, quindi con conseguente riduzione di quelli che sono gli introiti. CDA aveva proposto due soluzioni, anzi tre forse. Prima poteva essere l'aumento delle rette di residenzialità, che ora è scartata in quanto sono comunque in linea con quelle del territorio. Seconda, un'eventuale diminuzione o addirittura l'eliminazione dei canoni di affitto, rimettendo in mano la decisione all'amministrazione comunale competente, in quanto appunto competente per quanto riguarda le scelte future dell'immobile. Nel previsionale 2016 era stata ipotizzata la possibilità di aumentare il valore del buono mensa di uno 0,20 centesimi, tanto che non solo è l'importo più basso del territorio, ma da oltre 8 anni non è stato aumentato. Per quanto riguarda questo ultimo punto, sappiamo già che l'amministrazione ha deciso di non procedere all'aumento, nonostante sarebbe stato comunque un aiuto per la casa di riposo e comunque non tutte le famiglie ne avrebbero beneficiato, comunque solo alcune in parte, perché sappiamo che da settembre oltre 300 ragazzi non usufruiranno più del servizio mensa. Per quanto riguarda il canone di affitto, io volevo chiedere prima di tutto una delucidazione, se è possibile, cortesemente all'assessore, per la somma che è stata iscritta a bilancio di 53.412 euro. È scritto come voce affitto ed è una voce contabilizzata con IVA detraibile perché fattura da ricevere. Volevo chiedere se mi conferma che si tratta di un affitto del 2015 e che tale voce dovrebbe essere stata poi riferita a un affitto pagato e quindi riscosso solo all'inizio del 2016. Per quanto riguarda invece il 2014, volevo sapere se l'affitto risulta pagato oppure no. Detto queste considerazioni, cos'è che voglio alla fine far presente? Che l'amministrazione potesse in qualche modo rassicurare il Consiglio e anche i cittadini di Caul in merito sul fatto che ci possono essere veramente garantite queste coperture della casa di riposo e quindi il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. E non solo è difficile pensare ad ulteriori investimenti futuri in una situazione del genere.
Chiaramente non mi voglio addentrare in questo momento sul fatto per quale motivo i lavori della casa di riposo non siano ancora partiti, dato che prima c'era l'amministrazione Striuli, già nelle interpellanze precedenti, una del 2012 e una nell'agosto 2013, sono state date delle rassicurazioni sul fatto del ripristino dei posti letto e degli adeguamenti necessari. Grazie. Grazie consigliere De Lanzari. Ci sono altri interventi? Passo la parola al sindaco. Questo comunque intanto una risposta all'assessore. Risponde il sindaco. Io non condivido la sua preoccupazione, consigliere De Lanzari, perché la casa di riposo è anzitutto un'azienda sana e in questo momento ha bisogno di un ulteriore giudizio per correggere solamente il tiro della gestione. Allora vediamo il primo argomento, quello legato all'aumento delle rette come meccanismo per tenere in piedi il sistema economico-finanziario dell'azienda in modo da non realizzare una perdita. L'aumento delle rette sarebbe la cosa più sconsigliata, perché comunque nonostante l'eccellenza della casa di riposo, aumentare le rette dovrebbe aggravare sulla posizione delle famiglie e immediatamente ulteriormente su quella del comune di Crotone, che in mancanza della disponibilità delle famiglie dovrebbe poi andare a ripianare dal punto di vista integrativo la retta. Per quanto riguarda il mancato aumento del buono mese, soprattutto del commissario straordinario nel gennaio di quest'anno, aveva dato l'ok agli uffici parlamentari alla posizione del primo figlio e anche degli ulteriori figli per quanto riguarda il buono mensa, cosa che è incompatibile con il nostro programma elettorale, incompatibile con la prima delibera del Consiglio Comunale sull'atto di utilizzo delle linee programmatiche, sulla base del quale abbiamo deciso di non aumentare in nessun modo quelli che sono le tariffe relative ai servizi alla base individuale, e questo è proprio il caso dopo, perché inciderebbe sulle famiglie. Poco conta, come dice lei, che si incide su poche famiglie, sono sempre famiglie e tutte le famiglie hanno pari dignità e vanno tutelate, che siano 100 che siano 1. Per quanto riguarda il posto letto, allora, la posizione della casa di riposo è cronica, data di prima dall'amministrazione Striuli per quanto concerne la mancanza degli standard, perché la normativa regionale che ha modificato la questione di standard è ben anteriore al 2012, quindi semmai è imputabile alle amministrazioni precedenti, mi riferisco all'amministrazione Sarto, se non addirittura all'amministrazione Moro. Poi io chiarisco subito questo problema, che è un falso problema, perché tra il 2012 e il 2015 c'erano in atto trattative di rango istituzionale naturalmente con l'azienda sanitaria locale. L'azienda sanitaria ha fatto inserire nel piano sociosanitario della Regione Veneto, che a valenza triennale ed è ancora valido ed efficace, la previsione che la Domoschetta aspettano i 10 punti. Questo a prescindere dal fatto che oggi ci siano o non ci siano gli standard. Per standard si intende non standard igienico-sanitario, come qualcuno va a dire in giro di bar, si intende esclusivamente il recupero di superfici. Nel 2013 noi abbiamo avviato la progettazione relativa all'intervento della casa di riposo. Quando parlo noi intendo la Cava del Patrimonio, non il Comune di Cava, noi confondiamo due soggetti che sono giuridicamente distinti. La Cava del Patrimonio aveva ottenuto un mutuo dalla banca per poter far fronte a questo intervento che avrebbe in radice risolto la problematica con conseguente recupero dei costi e i posti letto non autosufficienti e di fatto garantito un equilibrio sano, economico e sereno di tutti gli anni prossimi della casa di riposo. Ciò non è stato perché qualcuno, dando le proprie dimissioni in Consiglio Comunale, ha mandato a casa la prima amministrazione Striuli, interrompendo di fatto tutte le trattative che c'erano in piedi con l'azienda sanitaria, interrompendo di fatto anche quello che era il percorso relativo alla possibilità della riqualificazione. È arrivato il commissariamento cosa ha fatto? Il commissariamento ha fatto una delibera con la quale da un lato ha approvato il bilancio consultivo della casa di riposo e poi non ha approvato il budget previsionale, quindi il bilancio previsionale della casa di riposo. Il commissario ha autorizzato solamente l'ordinaria amministrazione fino al 31 ottobre. Non ci vuole la scienza a capire che casa di riposo, che azienda speciale e comune di Cava, che ente pubblico locale sono soggetti giuridicamente distinti, con bilanci giuridicamente distinti. L'unica conseguenza è stata
è davanti agli occhi di tutti, che la Camera Patrimonio non ha più potuto fare interventi di riqualificazione della casa di riposo, perché essendo in ordinaria amministrazione non può fare assolutamente niente. Questo è un problema di fondo per il quale negli ultimi anni non si è fatta la riqualificazione, ma c'era il progetto, c'erano i soldi, e il piano sociosanitario della Regione Veneto, che se non erro scade nel 2017, prevede come la Moschetta questi posti letto per recuperare a seguito del problema degli standard. Io ho incontrato il direttore generale dell'ASL in un incontro di circa una decina di giorni fa, 2 settimane fa, dove mi ha garantito la volontà dell'azienda sanitaria e anche della regione di poter avere questi 10 posti letto di nuovo nell'ambito del piano sociosanitario nel momento in cui abbiamo recuperato gli standard. Quindi dovremo fare i lavori, dovremo risolvere la questione della Camera Patrimonio, ma questa è un'altra partita, non c'entra con l'intervento di adesso, al fine di mettere in condizioni la Camera Patrimonio o il soggetto che sarà di poter fare questo tipo di riqualificazione. Concordo su una cosa, sul fatto che medio tempo la casa di riposo possa essere destinataria di ulteriori servizi legati alla possibilità di incremento dell'attività. Quanto all'affitto, il canone di locazione è legato a un contratto di locazione che è stipulato da un'azienda speciale e la Camera Patrimonio non c'è il comune di Caoli, quindi oggi stiamo parlando di un argomento che non è rilevante, però le do poca risposta. La risposta è che è stato pagato metà del canone del 2015 e metà no, e tutto il canone del 2014 non è stato ancora corrisposto, perché nel momento in cui non c'era più la possibilità di andare a percorso attraverso l'indebitamento bancario, è stata valutata l'ipotesi di andare in parziale compensazione dei canoni non pagati e in futura compensazione dei canoni da pagare, per poter consentire all'azienda speciale con proprie risorse in quel momento di fare l'intervento qualora non riusciamo a farlo noi in questo utile attraverso la Camera Patrimonio. Ripeto che comunque è un'azienda del tutto sana. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Gelate. Volevo solo dire che mi fa piacere che il Sindaco ci abbia rassicurato, anche perché la preoccupazione che posso avere io è emersa alle conclusioni dello stesso CDA della casa di riposo, nel senso che le parole impatto economico molto evidente nel 2012, dove si parla che solo se saranno fatte delle economie di scala su quelle che è l'attività rilevante dell'azienda, sono certo parole mie, ma sono parole che derivano direttamente da quelle che sono le conclusioni di bilancio. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, proprio Fabio. Grazie Presidente. Io credo, caro Sindaco, che sia un po' troppo comodo caricare le responsabilità o alle amministrazioni precedenti a quella che si è insediata nel 2012, cioè la sua, me l'hai fatto attribuendo al Sindaco Sarto e alla sua amministrazione eventuali responsabilità sul mancato adeguamento dell'edificio della casa di riposo per adeguarsi ai nuovi standard previsti dalla legge regionale. Oppure lei ha fatto anche un doppio scarico di responsabilità, anche verso il passato e verso i tempi successivi alla sua presenza come sindaco nell'amministrazione di Caule, perché appunto dice che a causa delle dimissioni del Consiglio Comunale lei ha dovuto, la sua amministrazione ha dovuto interrompere un'azione amministrativa che stava portando dei buoni risultati anche sotto questo profilo. E omette di dire che non sono bastati 3 anni, perché per ben 3 anni lei ha amministrato con la sua maggioranza il comune di Caule e 3 anni non sono stati sufficienti per adeguare, per intervenire, quindi per salvaguardare i posti letto per non autosufficienti della nostra casa di riposo. Ora stiamo per vedere nel 2016 l'impatto economico e quindi le conseguenze di questa azione amministrativa mancata, e quindi lei si deve assumere anche quota parte delle responsabilità per quei 3 anni in cui ha amministrato, e evidentemente su questo punto è stata un po' sonnecchiosa la sua amministrazione. Questo occorre, con onestà intellettuale, occorre che lei lo riconosca. E altra cosa, lei continua e lo fa in maniera anche abbastanza
abbastanza così con un tono professorile, continua ad insegnarci che occorre distinguere tra Camera Patrimonio, tra amministrazione comunale, come se fossero delle entità a sé stanti, quando invece ben sappiamo che sì, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della gestione amministrativa e finanziaria vi sono delle distinzioni da fare. Dal punto di vista degli indirizzi politici è una totale coincidenza, essendo la Camera Patrimonio avendo un socio unico che è il Comune di Caule, e quindi il sindaco e la sua amministrazione è in grado perfettamente di controllare le scelte, l'operatività della Camera Patrimonio. Quindi se la Camera Patrimonio non è stata in grado nei tempi, aveva a disposizione di attivarsi per intervenire, io credo che anche su questo lei si debba assumere qualche responsabilità. Grazie. Grazie Capogruppo Favaro, ci sono altri interventi? Prego, Sindaco. A me pare che lei capisca solo quello che vuole capire Capogruppo Favaro, perché nel momento in cui si spiega come funzionano le norme di finanza pubblica, come si spiegano i controlli che il ente pubblico locale può esercitare sull'azienda speciale, come il cavolo non può dare ordini all'azienda speciale, questo lei non capisce, mi pare. Come il comune di Caule ha un bilancio che nulla a che vedere con il bilancio di un'azienda speciale, con la restituzione la casa di riposo posso capire, c'è una confusione di bilancio e quindi avremo tutte le ragioni, ma qui l'attività che ci limitiamo a fare è quella di vigilanza e di controllo. Possiamo dare una raccomandazione come nel caso di specie viene data per adeguare eventualmente la linea amministrativa e gestionale, ma mi pare evidente che nel momento in cui io le dico che la Camera Patrimonio è un progetto pronto, che la Camera Patrimonio è un progetto finanziato, e tutto si interrompe perché l'amministrazione è caduta per volontà di 10 consiglieri comunali, ancora lei insiste in questa linea sostenendo che la normativa regionale è arrivata solamente negli ultimi anni di adeguamento agli standard, quando sappiamo che è piuttosto datata in modo periodo temporale, quando ho fatto riferimento citando tutte le amministrazioni che avrebbero potuto intervenire non sono intervenute. Noi dopo un anno avevamo fatto fare alla Camera Patrimonio un progetto, dopo un anno e mezzo, un anno e minuto, non siamo riusciti a portarlo a casa solo per questa motivazione qua. Se no oggi la casa di riposo sarebbe stata riqualificata con gli standard recuperati, con i posti letti con autosufficienti 86 mi pare, che è quello che consente anche dal punto di vista statistico la sopravvivenza di questo tipo di azienda speciale. Grazie Sindaco. Mettiamo i voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Il quarto punto all'ordine del giorno recita: nomina revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta. Relazione al Sindaco. Il 30 giugno scorso è cessato l'incarico da revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta. L'articolo 37 dello Statuto dell'azienda speciale recita testualmente: il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria sono affidati a un revisore unico nominato dal Consiglio Comunale. Il revisore unico deve essere scelto tra coloro che sono abilitati a svolgere questo compito ai sensi delle leggi vigenti. Il revisore unico deve incarica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'organo stesso. Il revisore non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile una sola volta. Non può essere nominato revisore unico e se nominato decade colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci, i revisori e le società per azioni, nonché i componenti del Consiglio Comunale e del Consiglio di amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini del quarto grado degli amministratori dell'azienda e del direttore, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari, i soci internamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio a cui è destinata l'azienda,
o imprese connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda o liti chiudenti con la stessa. Il revisore unico è corrisposta a un'adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Per tale deliberazione è prevista votazione segreta. Invito i capigruppo a fare le designazioni. Capogruppo Massaro. Nella lista di maggioranza, lista civica Luciano Stiudi, si indica a nomina del revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta la signora Vania Bovato. Grazie. Invito i consiglieri ad indicare il nominativo nella scheda segreta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al banco della Presidenza. Il Consiglio nomina Vania Bovato quale revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta per il triennio 2016-2019. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il quinto punto all'ordine del giorno recita convenzione per la gestione dello sportello per l'amministrazione di sostegno dell'area portoghese. Relazione all'assessore Barbaro. Premesso, la legge numero 6 del 9/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministratore nuovo istituto di protezione avente la funzione di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile delle capacità strategiche. Dato atto che il Comune dell'ex mandamento portoghese hanno da sempre ritenuto fondamentale l'importanza per la promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e la sua diffusione a tutela dei diritti e della dignità delle persone più deboli, abbiamo fin dal 2007 l'educazione di informazione e sostegno alla cittadinanza
intraprendendo le seguenti iniziative. La collaborazione con l'Associazione Italiana della Salute Mentale, con la Camera degli Avvocati di Portogallo, per la via di uno sportello per l'amministrazione di sostegno, chiamato in questo riguardo il progetto Amministratore di Sostegno, al quale avevano aderito oltre a Cable, comuni di Portogallo, a non evento con codice sanitaria fossata di Portogallo per il Veneto. Un protocollo d'intesa tra il Comune di Portogallo, il Tribunale di Pordenone e la Camera degli Avvocati di Portogallo per lo svolgimento di attività di volontariato in ausilio e da supporto dello sportello per l'amministrazione di sostegno. A seguito di tale provvedimento, lo sportello è stato potenziato ed approvato di collocazione presso gli uffici del giudice di pace di Portogallo, diventando risorsa a beneficio dei cittadini di comuni aderenti alla presente convenzione. Un protocollo d'intesa con il Tribunale di Pordenone, con la Camera degli Avvocati di Portogallo, con l'associazione ADS Rete di Solidarietà, per la gestione dello sportello per l'amministrazione di sostegno. Considerato che l'esperienza sin qui maturata ha messo in luce l'importanza dell'attività del sportello, che mira a sostenere le persone che necessitano di un amministratore di sostegno e le loro famiglie, fornendo gratuitamente informazioni e assistenza, sia nella predisposizione delle istanze di nomina di un amministratore di sostegno che nella gestione delle amministrazioni attivate, istanza per la richiesta di variazione del decreto di nomina, per la richiesta delle protezioni, predisposizione dei ricordi del nome e consulenza. Coadiuvare con la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Pordenone e il giudice tutelare competente, svolgendo in accordo con il personale di cancelleria le attività di richiesta di informazioni, completamento dei ricorsi, richiesta di variazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, richiesta di autorizzazione del giudice tutelare, predisposizione dei rendiconti, consegna ai richiedenti di copie delle documentazioni afferenti alle pratiche in corso. Collaborare con i servizi sociali territoriali e i servizi specialistici dell'area portoghese per la formazione di volontari disponibili ad essere nominati amministratori di sostegno in mancanza di altre risorse. Organizzare momenti pubblici di sensibilizzazione e di promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Rilevato che lo sportello ha assunto nel tempo ruolo di riferimento per la popolazione dell'area guarese, tenuto tale attività essenziale per garantire alle famiglie una corretta informazione e assistenza in materia di amministrazione di sostegno. È intenzione dei comuni garantire al progetto una valenza triennale in modo da poter consolidare le attività che operano una programmazione adeguata nel territorio delle attività e delle iniziative di sensibilizzazione. Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per fare parte integrante allegato A, si chiede la collaborazione tra gli 11 comuni del territorio del portoghese, il Tribunale di Pordenone, Associazione ADS Rete di Solidarietà di Portogallo e la Camera degli Avvocati di Portogallo, collaborazione finalizzata a garantire alle famiglie l'attività del chiamato articolo 1 della legge 11 agosto 1991, numero 266, la Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'articolo 7, lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato. Dato atto che l'associazione ADS Rete di Solidarietà persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno, legge numero 6 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, della tercera e a seguito di interdizione articolo 414 codice civile e della curatela a seguito di inabilitazione articolo 415 codice civile. Si propone di collaborare con lo sportello per l'amministrazione di sostegno già esistente a Portogallo. La Camera degli Avvocati di Portogallo è associazione senza scopo di lucro che offre la propria disponibilità a prestare attività di volontariato tramite i propri associati, quali amministratori di sostegno volontari, a collaborare con lo sportello e a prestare consulenza legale gratuita in materia di amministrazione di sostegno. Rilevato che l'impegno del Comune di Cable previsto nella Convenzione consiste nella concessione di un contributo annuale per il triennio di vigenza della Convenzione notificato come segue. Per l'anno 2016 per euro 1967, per l'anno 2017 per euro 2589,50
21,68 per l'anno 2018 per euro 2.581,68, previo adeguamento degli stanziamenti degli ultimi due esercizi tramite variazione di bilancio. Chiamato il piano di zona dei servizi sociali 2011-2015, il Veneto orientale, approvato dalla conferenza dei sindaci nel dicembre 2010, la cui validità è stata prorogata a tutto il 2016. Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di approvare le convenzioni allegate al presente per farne parte integrante allegato A. Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 26 del 2016, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento comunale, quando sopra espresso si propone al Consiglio Comunale di deliberare 1. Di approvare la convenzione allegata alla presente, allegato A, per farne parte integrante tra i tribunali di Pordenone, il Comune di Portuola, il Comune di Verona Veneto, il Comune di Cavolo, il Comune di Cinque Tomatore, il Comune di Cuore Solitario, il Comune di Guardia, il Comune di Fossata di Portuola, il Comune di Framaggiore, il Comune di San Michele, Caltagliamento, il Comune di San Stefano di Venezia, il Comune di Veneto, la Camera degli Avvocati di Portuola, l'associazione AS Reti di Solidarietà per la gestione dello sportello per amministratore di Chiare atto che l'impegno del Comune di Cavolo previsto nella convenzione consiste nella concessione di un contributo annuale per il triennio di vigenza della convenzione quantificato come segue: per l'anno 2016 1.967, l'anno 2017 per euro 2.581,68, per l'anno 2018 per euro 2.581,68, previo adeguamento degli stanziamenti degli ultimi due esercizi tramite variazione di bilancio. Chiare atto la Convenzione Brasile ospita il Sindaco in qualità di legale rappresentanza dell'ente disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo operatorio online di questo Comune ai sensi dell'articolo 32,1 della legge 69 del 18/6/2009. Chiare atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili a completamento dell'amministrazione. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro. Grazie Presidente. Allora, sappiamo quanto sia importante la figura dell'amministratore di sostegno, soprattutto di questi tempi, e quindi non possiamo che essere a favore del provvedimento in esame. Tuttavia chiedo all'assessore competente, l'assessore che ha relazionato sulla delibera, come il Comune di Cavole, oltre a chiaramente ad assumersi l'onere di pagare il contributo annuale previsto dalla Convenzione, come il Comune di Cavole, in particolare il settore servizi sociali, intende agevolare in maniera attiva, quindi non da semplice spettatore passivo, agevolare in maniera attiva l'utilizzo di questo sportello che ha chiaramente una collocazione territoriale avrà Porto Ruaro, quindi non è nelle immediate vicinanze per i nostri cittadini. Quindi se c'è da parte dell'assessorato un impegno, un'attenzione particolare per valorizzare al massimo servizi che questo sportello sarà in grado di offrire anche ai cittadini di Cavole, come intende l'assessorato attivarsi perché questo succeda. Grazie. Grazie Capogruppo Favaro. Ci sono altri interventi? Interviene il Sindaco. La legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno è del 2004 e già dal 2004 il portoghese, che è quello collegato al nostro territorio che conosciamo meglio, ha iniziato a lavorare sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo di gestione dell'amministrazione pubblica per quanto riguarda tutti i canali necessari e sufficienti per poter mettere a regime questo istituto, che è un ottimo istituto creato dal legislatore che ha tolto la perdita di dignità alla persistita. Quando il codice civile del 1942 regolava le figure delle
persone che necessitavano di assistenza che individuava prevalentemente nell'inabilitato e nell'interdetto, segnava loro un regime giuridico molto pesante, perché affiancava una persona, un lavoratore o un agricoltore che in realtà era totalmente sostitutiva della persona assistita, decretandone di fatto quella che giuridicamente veniva chiamata la morte civile della persona. Con questa legislazione del 2004 il legislatore ha fatto veramente una buona cosa, perché l'amministratore di sostegno va in affiancamento senza determinare la perdita dei diritti della persona assistita. Gli uffici hanno iniziato a lavorare nel tempo, allora all'epoca non c'erano protocolli d'intesa o convenzioni, ma questo non significa che gli uffici, nel caso per i legati ai servizi alla persona, avessero sempre subito attivato tutte le procedure, ma che essenzialmente sono quelle di assistenza allo sportello comunale. Quindi venivano ricevute i familiari della persona che necessitava assistenza, gli si dava il conforto dell'acquisizione della documentazione, dopodiché si poteva rinviare l'attività a un avvocato all'epoca perché non c'era ancora questo sportello, oppure la persona che avrebbe poi chiesto al magistrato di poter svolgere la funzione di amministratore di sostegno avrebbe dovuto proprio attivarsi andando in cancelleria di fatto a depositare il ricorso, a presenziare l'udienza e a prestare un giuramento di diritto. Nel corso degli anni questo sistema si è perfezionato fino ad arrivare ad un primo protocollo, che non è questo, che era precedente, adesso non ricordo l'anno, con il quale già ci eravamo noi attivati dal 2012 al 2015, fornendo questa collaborazione a 360 gradi. Si parlava addirittura in questo protocollo di un magistrato, giudice tutelare, che veniva in loco, nel senso si recava fisicamente presso l'abitazione del soggetto che necessitava di assistenza o presso la casa di riposo, in molti casi dove il soggetto bisognava soggiornare. Il magistrato faceva tecnicamente l'udienza lì, ovviamente riducendo notevolmente i tempi e i costi per le famiglie. Questo protocollo, che oggi nasce, è voluto dagli uffici, perché c'è la volontà politica, ma è stato caratterizzato soprattutto dal punto di vista tecnico in tutti i settori delle servizi alla persona, i dirigenti di riferimento di fonti comuni del Portogalese. Oggi si è naturalmente implementato e perfezionato, di fatto garantendo un supporto immediato, non solo di assistenza alla promozione della documentazione, ma anche di informazioni su come si svolge, quali sono i diritti doveri, su informazione della procedura, fino alla presentazione del ricorso, tutto senza la necessità di intervento di un legale, il cui costo andrebbe notevolmente in Cina. Ecco, questa è un'opera che viene fatta dall'ufficio e non è roba da poco, ma la principale attività che l'ufficio va a fare in questi casi è proprio quella di supporto nel caldeggiare la nomina della figura dell'amministrazione di sostegno, perché se prima del 2004 si andava a proporre a una famiglia di far nominare un'inabilità al curatore o un interdetto il tutore, a parte che ci voleva una causa di 5-6 anni con costi importanti, ma in ogni caso la conseguenza era quella che dicevo prima della morte della famiglia. Oggi la procedura è molto snella, semplice, viene affiancata ai servizi sociali e non necessita di 5-6 anni di tempo né costi molto importanti. In ogni caso per gli sportelli i costi non ci sono e quindi questa è la seconda attività che l'ufficio dovrà fare. In ogni caso insomma, ci saranno sempre momenti e tempi per migliorare il servizio che offriamo alle famiglie. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Mettiamo i voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Il sesto punto all'ordine del giorno. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 0. Il sesto punto all'ordine del giorno recita fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acqua SPA della società Acque del Basso Livenza Patrimonio SPA e KBT Patrimonio SPA ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile. Relazione all'assessore Commisso. Grazie, buonasera. Premesso che il Comune di Caorle è socio di Livenza Tagliamento Acque di KBT Patrimonio SPA
Evidenza Tagliamento Acque SPA LPA, con sede legale a Portogallo, istituitasi con decorrenza 11 dicembre 2014, seguito della fusione propria tra Acque del Vasto di Venezia e KIT, è società a totale capitale pubblico, dataria diretta della gestione in-house del servizio idrico integrato nel territorio dei comuni dell'ambito territoriale ottimale interregionale Veneto. Le Acque del Vasto di Venezia Patrimonio, sede alla Comune Veneto, società a totale capitale pubblico, detiene la proprietà di infrastrutture del servizio idrico integrato esistenti nel territorio di 18 dei 25 comuni soci di LPA. KIT Patrimonio, sede associata di trovare la società a totale capitale pubblico, detiene la proprietà di infrastrutture del servizio idrico integrato presenti nel territorio di 8 dei 25 comuni soci di LPA sull'operazione. E ABLP, quindi della patrimoniale del Vasto di Venezia e KIT, sono state costituite a seguito della scissione di Acque del Vasto di Venezia e KIT SPA, quadra per separare la proprietà delle reti e degli impianti dalla gestione del servizio idrico integrato in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 23 bis della legge numero 133 del 6 agosto 2008 e sue modificazioni, normativa ora abrogata, consentire la prosecuzione della gestione in-house del servizio idrico integrato. Infatti, l'approvato articolo 23 bis, comma 8 della legge numero 133 del 2008 aveva sancito la cessazione delle gestioni di ABL e di KIT alla scadenza del contratto di servizio, fatto salvo la loro obbligatoria trasformazione da società a totale capitale pubblico a società miste mediante cessione di una quota pari almeno al 40% del capitale azionario un socio privato, che quindi nascevano tra il 2010 e il 2011 le società ABL Patrimonio e KIT Patrimonio, istituite in seguito all'operazione di scissione parziale proporzionale deliberata all'unanimità dei comuni soci con l'obiettivo di conferire la proprietà delle reti degli impianti di servizio idrico integrato aventi natura demaniale e che quindi dovevano restare di proprietà pubblica ad una propria società patrimoniale interamente pubblica in vista della privatizzazione della gestione del servizio idrico integrato di entrambe le società di gestione ABL e KIT. Ciascuna società patrimoniale insistente sul medesimo territorio comunale di riferimento delle relative società nazionali è proprietaria di acquedotti, forniture, impianti di depurazione e di altre infrastrutture idriche concessi in uso alle società gestionali per l'erogazione del servizio idrico integrato. La scissione delle rispettive società patrimoniali votata all'unanimità da tutti i consigli comunali dei comuni soci era stata disposta anche al fine di giungere alla fusione tra le due società gestionali in favore di un gestore unico del servizio idrico integrato nel rispetto delle indicazioni dell'autorità d'ambito interregionale Veneto. Che le società KIT e ABL, ora LPA, divento Tagliamento Acque, corrispondono alle società patrimoniali fino alla scissione un canone di concessione per l'utilizzo delle infrastrutture del servizio idrico integrato necessario a garantire l'equilibrio economico di ABLP e KIT e quindi il pagamento dei debiti residui che le società originarie ABL e KIT avevano comprato per realizzare le reti e gli impianti, nonché il pagamento delle spese generali e comunque il pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 152 del 2006. L'approvazione dell'articolo 23 della legge 133 del 6 agosto 2008 e sulle modificazioni per effetto del referendum popolare del 12-13 giugno 2011 a rivoluzionare lo scenario operativo nel quale era maturata a suo tempo la decisione dei comuni soci di scorporare il patrimonio di entrambe le società perché confluisse nella società patrimoniale di riferimento rilanciando le cosiddette società in-house, che la società in-house LTA SPA, in quanto totalmente pubblica e soggetta al controllo analogo da parte dei suoi soci, ha riacquistato quindi piena idoneità e titolarità rispetto all'indirizzo originario già manifestato dai comuni soci, ad essere, oltre che affidataria unica della gestione del servizio idrico integrato, anche soggetto proprietario delle infrastrutture del servizio idrico integrato. I comuni soci di LPA sono anche soci o di ABLP e di KITP e che il comune di Portogallo è socio di entrambe le società patrimoniali. Le società ABL Patrimonio e KITP Patrimonio non hanno dipendenti. Con la fusione per incorporazione
incorporazione in divenza Saneamento Acque e della società Acque del Basso divenza Patrimonio e CAI di Patrimonio, la società del servizio idrico integrato presenti nell'ambito ottimale intenzionale dell'ente si ridurranno ad un'unica società. Visto l'articolo 1,611 della legge 190 del 2014 di stabilità del 2015, il quale obbliga gli enti locali ad attuare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse sulla base dei criteri fissati dal legislatore. Vista la nota protocollo C/378 del 23 marzo 2015 inviata dall'ente Saneamento Acqua a tutti i comuni soci aventi l'oggetto piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute da enti locali, legge di stabilità 2015, con la quale veniva quantificato il risparmio conseguente all'incorporazione delle due società patrimoniali in euro 64.700 per i soci di Acque del Basso Divenza Patrimonio e in euro 52.700 per i soci di CAI di Patrimonio, preso atto che le assemblee di Acque del Basso Divenza Patrimonio e CAI di Patrimonio, partecipate da tutti i comuni soci anche di LTA e SPA, hanno in data 28 aprile 2015 conferito mandato all'amministratore unico delle rispettive società per dare attuazione ad un progetto di fusione per l'incorporazione e convivenza Saneamento Acque delle società Acque del Basso Divenza Patrimonio e CAI di Patrimonio, ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile. Preso ancora atto che i soci di LTA, che sono anche soci di ABLP e CAI riuniti in data 23 giugno 2016 nell'assemblea dell'organismo intercomunale di coordinamento e controllo di LTA, ai fini del controllo analogo su LTA e SPA a norma dell'articolo 32 del Statuto Sociale, hanno 1. Esaminato e dato parere favorevole preventivo unanime alla bozza del progetto di fusione per l'incorporazione in LTA, SPA di ABLP e di KIPP. Esaminato il documento interfusione, riepilogativo di modalità e tempi del procedimento di fusione, che prevede la stipula dell'atto di fusione entro il 20 del 12 del 2016 e fissa la decorrenza degli effetti della fusione dal 1 gennaio 2017, al fine anche di dare attuazione alle norme in merito alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dagli enti locali, in modo da conseguirne la riduzione. 3. Dato mandato all'organo amministrativo delle società coinvolte di procedere nell'adottare il progetto di fusione per l'incorporazione in divenza Saneamento Acqua SCA delle società CAI di Patrimonio e ABS Patrimonio. Rilevato quindi che ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto il Consiglio di amministrazione di LTA, ai fini del controllo analogo da parte dei comuni soci, ha acquisito parere preliminare favorevole dall'OICC da dato 23/6/2016, ha successivamente in data 23 giugno 2016 approvato la fusione in oggetto a norma dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile. Rilevato ancora che l'amministratore unico di ABL Patrimonio in data 23 giugno 2016 ha approvato la fusione in oggetto a norma dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile. Rilevato altresì che l'amministratore unico di KIT in data 23 giugno ha approvato la fusione in oggetto a norma dell'articolo 2501 del codice civile, visto il progetto di fusione per l'incorporazione in divenza Saneamento Acque delle società Acque del Basso divenza Patrimonio, CAI di Patrimonio, ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile comprendente vari allegati, vista la relazione dell'organo amministrativo sul progetto di fusione delle società di divenza Saneamento Acque, Acque del Basso divenza Patrimonio, CAI di Patrimonio, data ai sensi dell'articolo 2500 quinquies, codice civile per l'illustrazione e certificazione con relativi profili giuridici ed economici, e l'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni, visto e dato atto con tutti gli aggiornamenti e elementi prescritti, delibera di approvare la fusione ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile mediante l'incorporazione in divenza Saneamento Acqua SPA le società Acque del Basso Divenza Patrimonio SPA e CAI di Patrimonio SPA per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate. Di approvare il progetto di fusione per l'incorporazione in divenza Saneamento di Acque del Basso Divenza Patrimonio SPA e CAI di Patrimonio SPA ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile, quindi compreso l'adeguamento dello Statuto di divenza Saneamento Acqua SPA che si allega alla presente. Di
di approvare la relazione degli amministratori sul progetto di fusione per l'incorporazione in udienza dell'evento Acqua SPA di Acque del Basso Divenza Patrimonio SPA e CAI di Patrimonio SPA ai sensi dell'articolo 2501 quinquies del Codice Civile con relativi profili giuridici ed economici dell'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio delle azioni e le modalità di assegnazione che si allega alla presente. Prendere atto e approvare che a seguito della fusione in cui al punto 1 con l'incorporazione in divenza dell'evento Acqua SPA della società Acqua del Basso Divenza Patrimonio e CAI di Patrimonio, società a capitale interamente pubblico e in-house, affidataria diretta del servizio idrico integrato, sarà l'unico soggetto del servizio idrico integrato operante nell'ambito territoriale ottimale internazionale dell'ENE. Dare mandato al sindaco o suo delegato ad intervenire all'assemblea di divenza dell'evento Acqua e di CAI di Patrimonio con tutte le facoltà di legge per deliberare la fusione per l'incorporazione in divenza dell'evento Acque di Acque del Basso Divenza Patrimonio e CAI di Patrimonio ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la presente deliberazione, nonché di rinunciare alla relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro. Grazie Presidente. Allora, in merito a questo provvedimento ci preme sottolineare un aspetto che è anche di natura politica oltre che tecnica, se vogliamo. Noi ci troviamo di fronte alla necessità, alla proposta di incorporare le società patrimoniali di due acquedotti in un'unica grande società con la società che si occupa della gestione del servizio idrico. E questo è la conseguenza, ben spiegato anche nel testo della delibera che l'assessore vice sindaco ci ha appena letto, e questo è conseguenza dello scenario che si è determinato con l'esito del referendum del 2011, in base al quale il popolo italiano ha espresso a larga maggioranza il proprio indirizzo, la propria volontà rispetto al fatto che l'acqua, la sua gestione, la proprietà degli acquedotti deve rimanere interamente in mano pubblica. Allora ci siamo premurati, come avevamo fatto un paio d'anni fa quando arrivò in Consiglio Comunale una delibera che andava a modificare lo statuto dell'ASI, ci siamo premurati anche in questo caso, in questa occasione, di verificare con attenzione lo statuto della Firenze Tagliamento e abbiamo trovato un articolo 10 che voglio leggere, un articolo che tra l'altro condividiamo in pieno perché correttamente rispecchia l'esito e l'indirizzo politico che è scaturito dal referendum. Articolo 10. Partecipazione di soggetti alla società. La società è a totale capitale pubblico locale. Possono quindi partecipare alla società esclusivamente enti pubblici territoriali locali. Allora, questo è un modo chiaro, onesto, di impostare uno statuto di una società che si occupa di acqua. Abbiamo denunciato nel 2014 le ambiguità che erano contenute invece per contro nello statuto dell'ASI che permetteva aperture a soci privati. Per fortuna poi altri comuni si sono attivati, non il nostro, ma altri comuni del comprensorio dell'ASI si sono attivati per bloccare la strada a questo tipo di modifica. Grazie. Grazie Capogruppo Favaro. Ci sono altri interventi? Assessore Commisso? Sì, è giusto per se posso di spiegare un attimo quello che ho detto perché è oggettivamente di difficile comprensione del debito locale. Di fatto, a seguito della legge 133 del 2008, le società che gestivano i servizi idrici hanno dovuto scorporare quella che era la proprietà della rete e da quella che era la gestione. E la legge prevedeva che la gestione potesse essere fatta anche con società miste, in cui il
privato potesse avere anche una quota superiore al 40%. Ed erano iniziate le operazioni di scorpamento delle varie società. A seguito del referendum, che ha abolito la possibilità che il privato possa gestire, possa partecipare alla gestione del servizio idrico, praticamente abolendo quella legge si è dovuto tornare indietro. Tutta questa delibera significa che si torna praticamente a un'unica società che gestisce ed è anche proprietaria delle reti. Quanto riguarda quello che il capogruppo Paolo accennava prima, in verità nasceva da un equivoco il problema che lei sollevava giustamente quando all'ASI sembrava che si volesse dare in mano la gestione dell'acqua. L'equivoco era quello che ASI è una multi-utility e nel suo oggetto sociale non ha solo il servizio idrico integrato, ma ha anche, per esempio, la raccolta dei rifiuti, ha la costruzione di parcheggi, eccetera, eccetera. Però questi sono oggetti che non sono limitati, diciamo così, dalla posizione dell'articolo 23. Questo equivoco ovviamente non potendo scontare la gestione dell'acqua dall'oggetto del resto della società, aveva fatto nascere quello che lei giustamente sollevato, lei e altri comuni non hanno questa norma. In ogni caso, quello che si andava a fare all'epoca era sempre la norma di legge, quindi evidentemente il fatto che il servizio idrico non potesse essere gestito da società private era garantito. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Mettiamo i voti. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il settimo e ultimo punto dell'ordine del giorno recita: mozione avente ad oggetto riqualificazione e riapertura al traffico anche ai non residenti di strada San Giorgio. Lascio la parola al consigliere proponente Tamara De Lazzari. La mozione che ho presentato alla fine di giugno ha appunto per oggetto la riqualificazione e la riapertura al traffico anche ai non residenti di strada San Giorgio. Una strada, non volevo chiedere, preferisce il Presidente che la leggo o la posso illustrare semplicemente? Può anche illustrarla. San Giorgio sappiamo che è una strada importante per la viabilità comunale. Comunque costituisce la via più breve per quanto riguarda la parte dei cittadini di San Giorgio per il raggiungimento poi di quelle che sono le località balneari di Paolo, di Novembre e Santa Margherita. Clare per questo periodo qua estivo quando devono raggiungere i luoghi di lavoro. Così un anno sappiamo che la strada era chiusa al traffico ad eccezione dei soli residenti. Quindi i residenti erano costretti chiaramente a percorrere delle vie alternative per raggiungere appunto le località. Sia durante la recente campagna elettorale ma anche successivamente numerosi cittadini si sono rivolti anche a me protestando e anche manifestando la loro rabbia perché questa strada comunque era ancora chiusa al traffico. Quindi quello che io ho voluto fare con questa mozione è chiedere espressamente l'impegno da parte del Sindaco e della Giunta solo per la riapertura della strada. Chiedo che ci sia l'impegno a redigere celermente un progetto in modo che vengano eseguiti al più presto dei lavori necessari per la riqualificazione e la riapertura di tutti quanti della strada San Giorgio. E altra cosa non meno importante, a tenere comunque informato periodicamente il Consiglio Comunale in ordine anche ai tempi e alle relative fasi di progettazione e esecuzione delle opere. Se posso aggiungere, la novità che nel frattempo è arrivata da quando io ho presentato la mozione è chiaramente il fatto che comunque strada San Giorgio negli ultimi giorni è stata riaperta. Questo sicuramente rappresenta un fatto positivo. Quello che però mi preme sottolineare è che questa sia chiaramente una prima fase della cosa, perché un intervento comunque quello che è stato fatto comunque minimo e provvisorio potremmo dire. Ci sono dei limiti chiaramente di velocità, sono stati giustamente imposti anche per motivi di sicurezza e anche limiti al transito.
cosa che mi viene anche sottolineare non sempre vengono rispettati, visto che io l'ho passata più volte e me ne sono accorta. Quindi ripeto, la mia mozione riguarda questo fatto che l'intervento non sia un intervento puramente provvisorio di apertura, come ripeto positivamente all'inizio è stato fatto, ma sia soprattutto un intervento risolutivo, quindi venga predisposto un progetto serio. Grazie. Grazie consigliere De Lazzari. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro, prego. Grazie Presidente. Sì, voglio intervenire innanzitutto per ringraziare la consigliera De Lazzari per aver presentato questa mozione che condividiamo e sottoscriviamo in pieno. Per segnalare la nota positiva, come nota positiva il fatto che l'amministrazione ha provveduto un intervento d'urgenza, per carità non risolutivo e che non va a rimuovere alla radice, a risolvere alla radice il problema, tuttavia è intervenuto e ha fatto bene intervenire per riaprire al traffico, pur con le limitazioni di velocità, riaprire al traffico un tratto di strada comunale che svolge, e su questo posso testimoniarlo in quanto residente alla salute, in quanto persona che interagisce con gli abitanti di San Giorgio, un tratto di strada che ha un'importanza fondamentale innanzitutto per i nostri cittadini residenti nel comune e poi in tempi recenti ha acquisito un valore anche per la movimentazione, per il traffico legato al turismo, quindi per il raggiungimento dei villaggi che si trovano nella parte occidentale della nostra costa, quindi da Porto Santa Margherita fino a Duna Verde. Pertanto l'invito è di nuovo quanto già scritto nella mozione, l'invito è quello di dare la massima precedenza assoluta ad un intervento, alla progettazione, al reperimento dei finanziamenti e infine all'intervento per risolvere in maniera strutturale il problema di quella strada che ha un valore insostituibile. Un valore insostituibile se pensiamo anche al fatto non solo per il periodo estivo, anche per il periodo invernale, perché vi sono residenti nelle frazioni di Valle Tagli, nelle frazioni di Cavanella, nella frazione di Triano, che gravitano per i servizi su San Giorgio, per le scuole, per altri servizi, e quindi senza quella strada sono famiglie che si trovano a dover percorrere decine e decine di chilometri in una settimana in più rispetto a quanto invece non si può fare col percorso breve garantito da quella strada comune. Quindi l'invito è quello di darsi da fare e come consigliere di minoranza vigileremo attentamente affinché l'amministrazione sia attiva su questo punto. Grazie. Grazie Capogruppo Favaro. Ci sono altri interventi? Capogruppo Massaro, prego. Buonasera, signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, signori consiglieri. Quando si presenta una richiesta da discutere in pubblica seduta di Consiglio Comunale, il consigliere dovrebbe avere l'accortezza di verificare prima alcune cose. La prima cosa, che detta proposta non sia già stata approvata dal Consiglio Comunale. Seconda cosa, che il conseguente impegno non sia già stato portato avanti dalla Giunta Comunale e dagli uffici. Terzo punto, che la discussione richiesta venga proposta con lo strumento amministrativo corretto ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del regolamento del Consiglio Comunale. In ordine al primo punto si osserva infatti che con deliberazione numero 34 del 23 giugno 2016 questo Consiglio Comunale, seppure con i voti contrari dell'opposizione e nello specifico anche del consigliere Lazzari, ha già approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo avente ad oggetto la riqualificazione di strada San Giorgio di Livenza. Già pertanto impegniamo il sindaco e l'amministrazione comunale a provvedere in merito. La mozione di cui si discute pone pertanto un dato con inutile ripetizione e di primo luogo. Per questa ragione andrà respinta. In ordine al secondo punto, la presentazione di questa mozione risulta ancora di più assurda, considerato che sarebbe bastato fare un accesso all'ufficio di riferimento
per verificare che con informativa di giunta del 20 giugno 2016, ancora prima della suddetta approvazione da parte del Consiglio Comunale e ben 10 giorni prima della presentazione della mozione, era stato dato atto di indirizzo all'ufficio di riferimento di indicare alla Giunta sia l'ammontare del preventivo di spesa per l'intervento d'urgenza finalizzato alla riapertura della strada, sia l'ammontare del preventivo di spesa per l'intervento radicale di sistemazione della medesima. Ottenute le suddette informazioni con informativa di giunta del 30 giugno 2016, è stato dato atto di indirizzo all'ufficio di riferimento di riferire la copertura finanziaria, attesa la mancanza di disponibilità nel capitolo di riferimento. Ed una volta trovata la copertura finanziaria è stata approvata nella seduta del 15 luglio 2016 la relativa delibera. Lavori di sistemazionamento in via d'urgenza per consentire l'immediata riapertura dell'arteria che si sono conclusi in pochi giorni con la conseguente messa in sicurezza e riapertura della strada lo scorso venerdì. Vede consigliere Dell'Azzari, prima di impegnare il Consiglio Comunale con atti così importanti con una mozione, si dovrebbe acquisire dagli uffici comunali le informazioni corrette e non basarsi magari su dichiarazioni artatamente riferite da qualche ex amministratore pubblico che le ha fatto la campagna elettorale, perché poi la brutta figura fa lei non il suo mentore. Anche per questa ulteriore motivazione la mozione andrà respinta. Inoltre al terzo punto suscitano ragioni ancora più evidenti e rilevanti per bocciare la mozione. L'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale consente ai consiglieri di presentare interrogazioni e interpellanze. L'articolo 17 del regolamento del Consiglio Comunale consente poi ai consiglieri di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni. Non si tratta di strumenti equivalenti, ma che hanno funzioni e finalità profondamente diverse. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, relativo al comportamento degli uffici e dei servizi. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella dell'amministrazione comunale in relazione a questioni determinate. Con la mozione si propone invece al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il sindaco e riguarda l'amministrazione comunale. Con la risoluzione infine si propone al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno come oggetto l'amministrazione comunale. Pertanto, e concludendo, essendo la riunificazione di Strada San Giorgio già nel programma politico-amministrativo della lista di maggioranza, fatto poi dal Consiglio Comunale con l'approvazione della citata delibera numero 34 del 23 giugno 2016, eventualmente non mozione doveva essere presentata, ma tutt'al più una richiesta ex articolo 16 del citato regolamento. Anche per detto motivo la mozione andrà respinta. Per queste ragioni la maggioranza darà voto contrario alla mozione e il presente intervento per le motivazioni esposte vale già quale dichiarazione di voto. Grazie. Grazie Capogruppo Massaro. Prego, consigliere Dell'Azzari. Allora, riguardo all'accusa dei suggeritori, ha detto una cosa giusta, io ho dei suggeritori. I suggeritori vi assicuro che sono prima di tutti i cittadini di San Giorgio, quelli di Carlo che mi hanno eletto, e grazie a loro che io sono seduta qui in questo Consiglio. Seconda cosa, lei ha letto tutta una serie di motivazioni, io so benissimo qual è la differenza tra un'interpellanza e una mozione e non aveva bisogno di ricordarmelo. Per quanto riguarda la mozione, è stata presentata il 30 di giugno e tutte le cose che ha detto successivamente di sicuro alla minoranza non vengono forniti tutti quanti gli atti. Non da ultimo, terremo presente e lo faremo presente anche ai nostri cittadini di San Giorgio, farà sicuramente molto piacere sapere che questo Consiglio ha bocciato una mozione dove non era richiesta solo la riapertura, ma era richiesto soprattutto un impegno perché effettivamente ci fosse un progetto serio, non semplice accontentare i cittadini perché la strada è stata aperta. La strada era chiusa da oltre un anno e in 2 giorni sono stati fatti i lavori a suon di proteste e di rabbia. Sta di fatto che in questo momento, se la mozione viene respinta, lo faremo presente sicuramente ai cittadini, perché comunque anche questa mozione e quindi il relativo voto di questa sera verrà messo agli atti. E la richiesta semplice che fosse fatto un progetto che venisse redatto celermente e che soprattutto questa giunta si impegnasse a informare periodicamente il Consiglio Comunale, trovo assolutamente che non sia niente fuorviante. Anzi, come ribadito anche il consigliere Paolo, che anche lui abita nella zona e si rende conto quanto sia importante questo, ne terremo conto.
Ultima cosa che volevo aggiungere, è chiaro che la strada è stata chiusa più o meno l'agosto dell'anno scorso, però sappiamo bene che i problemi di questa strada sono problemi di anni, anche se si sono aggravati negli ultimi tempi. Sarebbe interessante sapere se magari qualcun altro o nelle precedenti amministrazioni qualcuno avesse già pensato a fare un progetto serio. Grazie. Grazie consigliere De Lazzari. Lascio la parola all'assessore Comisso. Grazie Presidente. Volevo dire che questo intanto è onere del consigliere di minoranza informarsi, essere alleati, fare la richiesta. Non servo obbligo dell'amministrazione informare continuamente su qualsiasi cosa. Quindi, allora, intanto quella strada è pericolosa, è stata chiusa con l'ordinanza, eccetera, ma non mi risulta che sia stata inaccessibile, continuava a esserci traffico, tranquillamente per prima. Questo anche dovuto ad alcune problematiche che ho anche illustrato in commissione, ovvero abbiamo proprio ci sono i navigatori satellitari che convogliano il traffico dei turisti che vengono da Nord Europa su quella strada che probabilmente risulta essere più breve di quella che invece passa la nostra strada 59-54. E quindi io stesso ho assistito su diverse volte. Ho assistito a diverse situazioni imbarazzanti con delle vetture, magari con una roulotte che si incrociavano, era veramente pericoloso. Ora bisogna anche dire alcune altre cose, non è stato certamente il merito della sua mozione se l'amministrazione si è mossa perché si è mossa precedentemente, perché ecco, l'ettimo di mozione, quello di moto, l'amministrazione era già in moto quando lei ha fatto la mozione, quindi lei come dire, ha spinto dalla parte in cui stavamo spingendo anche noi, non c'è nessun problema. Anche per quanto riguarda la progettualità che lei chiede, non siamo stati fermi. Bisogna fare alcune considerazioni di carattere tecnico. Il tipo di strade là sono strade costruite 80-90 anni fa, erano delle piccole strade di campagna, dovevano sopportare i crisi e utilizzavano questa, non faceva quei danni che fanno adesso le betoniere che sono 450 abitati. Però la struttura deriva da quella lì, non solo, ma anche le strutture più importanti, anche quelle fatte con criteri più moderni e più solidi, subiscono nelle nostre zone quello che è la succedenza, l'effetto dell'inquinamento continuo della bonifica dell'acqua sotterranea, qui c'erano sempre. Non so se lei si ricorda, ma fino a una ventina d'anni fa era praticamente intransitabile la strada che porta a San Stino, la provinciale, era impossibile viaggiare. È stato fatto un intervento radicale, naturalmente radicale molto costoso, di fissione di un'infinità di pali di sostegno, e nonostante questo, quando lei va a San Stino ha dei sobbalzi continui. I sobbalzi continui non sono le radici dei platani come qualcuno potrebbe sospettare, ma sono proprio le teste dei pali che nel periodo stanno appese per aria quando il resto del terreno viene passato, soprattutto nei periodi di siccità e d'estate. Questo è un continuo. Qualche anno fa è morto un ragazzo con la moto che aveva padre contro un prato vicino agli stalloni per questo motivo, perché la strada si sconnette da sola. Quindi pensare di fare un intervento radicale su quella strada è un impegno grande, è un grosso impegno. Poi abbiamo fatto fare il progetto, io ho fatto degli uffici comunali e ci hanno detto che ci vogliono almeno 580.000 euro per fare completamente, ma che l'annuncio subirà alla lunga lo stesso effetto che hanno le altre strade, la natura stessa di dove si vanno a costruire le strade qui da noi. Escluso il frutto dell'uomo che abbiamo qui a Cavoli, il resto di tutto il territorio comunale subisce questa conseguenza fisica, diciamo così. Quindi nella prospettiva di finanziare questo progetto radicale, che comprende il rifacimento di tutto il cassonetto con spessori importanti, il rifacimento delle scarpate e quant'altro, non solo, ma anche la messa in sicurezza dell'incrocio sulla provinciale 54, che è pericoloso, vedremo la riduzione di una siepe che impedisce la visibilità a chi esce dalla strada, e con la possibilità anche di accedere a dei fondi relativi alla legge regionale numero 39, cioè la nuova legge sui punti neri, cioè la regione finanzia praticamente la messa in sicurezza dei punti
variante viarie comunali, che è solo comunale anche se è all'incrocio con le strade provinciali e regionali. Noi abbiamo individuato, sacrificando altri progetti che avremmo potuto portare avanti, sia dei progetti che fanno parte del programma elettorale nostro, proprio per favorire la messa in sicurezza e la sistemazione definitiva della strada San Giorgio. C'è un impegno già fatto, abbiamo già deliberato e la Giunta ha manifestato interesse a chiedere il 50%, perché questa è la quantità che verrà finanziata, se verrà accettata la nostra proposta, da parte della Regione. Quindi con un progetto di 581.000 euro abbiamo chiesto un finanziamento di 290.500 euro. Se questo sarà il nostro compito trovare i restanti 290.500 euro. Non è poco, ma speriamo nel giro di qualche mese, l'anno prossimo quando sarà possibile, quando avremo fondi necessari, riusciremo. Intanto è stato fatto questo intervento, di minima, no? E ricordiamoci che non c'è solo strada San Giorgio, se lei transita per la strada dell'Ormo, via Sant'Antonio, come si chiama, è messa sicuramente peggio, strada San Giorgio, pur avendo un traffico molto più elevato, e quindi è lo stesso motivo, la natura nostra delle nostre strade è questa, e anche fare un intervento radicale, ma una rete radicale costosissima non risolve il problema. Lo faremo nel limite delle possibilità di spesa che ha il Comune. Grazie. Grazie, Assessore Commisso. Prima vorrei al capogruppo Favaro. Sì, grazie Presidente. Allora, il capogruppo Romassaro nel suo intervento ha definito questa mozione come una mozione inutile. Non so se si rende conto di quel che ha detto il consigliere Romassaro leggendo l'intervento che forse gli è stato suggerito da qualche mentore, perché si riconosce molto bene lo stile vecchia scuola politica, per cui scuola Sarto e il sindaco Striuli è cresciuto alla scuola del ex sindaco Sarto. Bene, la vecchia scuola politica cosa dice? Mai cedere, mai dare una soddisfazione alla minoranza, mai riconoscere qualcosa alla minoranza. Occorre sempre e comunque, anche quando vi è perfetta convergenza e perfetto accordo, perché questo è il caso, occorre sempre e comunque bastonare la minoranza, anche quando le idee coincidono. Allora il valore di una mozione, il valore e il merito di questa mozione è di aver portato il Consiglio Comunale a discutere di un problema del nostro territorio. Non mi pare ci sia nulla di male e non mi pare che ci sia nulla di male nel rispondere a chi ha proposto la mozione. Grazie che ci hai segnalato questo problema, è un problema anche alla nostra attenzione, lo è già, siamo già intervenuti, è presente nel nostro programma elettorale, nel nostro programma amministrativo, però è presente come ci sono presenti decine di altri punti ed è compito, credo, prerogativa, diritto dovere di questo Consiglio Comunale, quindi anche dei componenti di minoranza, diritto dovere di segnalare alla Giunta, all'organo esecutivo, segnalare quelle che possono essere le priorità, perché è vero che ci sono tanti punti e questo è tra questi nel programma amministrativo, ma poteva magari arrivare in coda rispetto a tante altre cose e quindi va bene, è giusto, è legittimo, è sacrosanto che un consigliere di minoranza segnali l'urgenza, la priorità di un punto rispetto ad altri, contenuto certo nel nostro programma amministrativo, ma questo significa che è inutile una mozione di questo tipo? Io credo che sia utile invece e credo che avreste fatto una figura molto più decente rispetto a quella che state facendo se aveste con tutta onestà riconosciuto il fatto sì che è anche per voi una priorità e quindi convergiamo, possiamo votare all'unanimità una mozione. Che male c'è, che problema c'è se per una volta maggioranza e minoranza si trovano d'accordo? Invece no, la vecchia scuola prevede che non si può mai, è vietato riconoscere alla minoranza, ad una proposta che viene dalla minoranza, un qualche valore, una qualche legittimità e magari votare a favore. Ma credo che stiamo facendo un pessimo servizio innanzitutto ai nostri cittadini. L'intervento che ha fatto, il tono con cui è stata scritta questa mozione, l'intervento con cui è stata illustrata, il mio stesso intervento non aveva alcun, se avete notato, un intento polemico. Esatto opposto di quanto invece dimostrato dal consigliere Romassaro, che ha letto probabilmente una cosa non sua, intervento che invece era pieno, carico di veleno e di intento polemico e arrogante. Mi pare che insomma non ci siamo se questo è l'inizio. Vi chiediamo insomma di cambiare un po' di atteggiamento perché abbiamo riconosciuto
riconosciuto il valore e il merito dell'amministrazione che è intervenuta per aprire la strada, con onestà intellettuale non si può non riconoscere che è stato fatto bene. Con la stessa onestà intellettuale si riconosce che la mozione è necessaria per segnalare un problema da parte di un rappresentante del territorio, come lo siamo ciascuno di noi. Grazie. Grazie capogruppo Favaro. Prego, consigliere De Lazzari. Ringrazio intanto il consigliere Marco Favaro per quello che ha detto. Effettivamente anch'io volevo intervenire grosso modo sugli stessi punti. Ringrazio il vice sindaco per come ha risposto in maniera, devo dire, cortese e in maniera anche tutto sommato anche semplice nel spiegare le cose. Di questa la ringrazio. Al contrario, sono molto dispiaciuta di come lei in questo momento si è rivolto nei miei confronti, anche perché ha parlato di suggeritori da parte mia quando anch'io sono convinta, e mi dispiace per lei, che questo testo non sia frutto tutto quanto è farina del suo sacco. Mi spiace molto per il tono con cui lei si è rivolto a me. Io ho usato un tono rispettoso. Condivido parola per parola quello che ha detto il consigliere Favaro, perché l'intento di una mozione non deve essere per forza quello di andare contro un programma di altri, perché come abbiamo detto Strada San Giorgio, la riqualificazione di Strada San Giorgio era in tutti e 4 i programmi delle liste elettorali. Questo poteva essere un buon momento anche di buona politica, dove veramente veniva portata come dire, nell'interesse proprio della collettività dei cittadini e del territorio al quale io appartengo e al quale appartengono anche due assessori qua, poteva essere una buona occasione veramente per fare della buona politica e portare avanti un problema importante e serio. Poi, che fossero già avanti dei lavori, mi fa piacere e la strada sia stata riaperta. Ho detto che io ho un fatto positivo, non era necessario attaccarmi quasi personalmente in questa maniera qua, non trovo affatto che questo sia il sistema per collaborare, darci una mano, perché l'intento della minoranza, come ha detto il consigliere Favaro, è proprio quello di segnalare delle problematiche a nostro avviso importanti, ripeto, che erano in tutti i programmi elettorali. Poi, se la cosa, come ha detto il vice sindaco Comisso, era anche già stata presa in mano, tanto di meglio. Chi è stato consigliere di minoranza sa benissimo che noi consiglieri di minoranza non sempre abbiamo tutte le informazioni necessarie, anche se ci rechiamo ogni giorno negli uffici comunali, e vi assicuro che non abbiamo il tempo né la possibilità di farlo. Comunque non saremo in grado di acquisire tutta la documentazione necessaria. La mia mozione è stata presentata il 30 di giugno, certo è vero, qualche atto magari avrei potuto anche acquisirlo prima, ha detto bene, certamente altri atti sono stati successivi. Io la mia mozione non l'ho ritirata perché ritengo comunque che non sia affatto inutile, e quando si parla di una strada come Strada San Giorgio, come ce ne sono, ha detto anche prima il vice sindaco Commisso, altre di importanti, per me questa è una delle priorità. Se poi il progetto va avanti, tanto meglio. Peccato, perché secondo me l'amministrazione comunale in questo momento ha sprecato un'occasione di buona politica. Grazie. Grazie consigliere De Lazzari. Ci sono altri interventi? Lo Massaro, prego. Non volevo essere irriverente sui contenuti, però le ricordo anche che nei primi atti del sindaco ha delegato anche qualche rappresentante di zona, quindi se ci sono problemi sia di maggioranza o di minoranza, c'è qualcuno in zona che è stato delegato apposta per consultarsi con i cittadini. Grazie. Ritengo che sinceramente la sede per discutere di questi argomenti sia il Consiglio Comunale, che poi ci possono essere delle possibilità di interloquire con altri referenti di zona, ci sta, ci si incontra, ci si trova, però scusi consigliere Lorenzato, ma io ritengo che l'espressione nostra, dove noi possiamo confrontarci e insieme portare avanti quello che è bene del nostro territorio, sia questa la sede. E ripeto, so benissimo, anche se lei prima ha detto che non è così, qual è la differenza tra una mozione e un'interpellanza. Il fatto di aver presentato una mozione era proprio perché desideravo che questa cosa venisse discussa qui, in un posto dove è la sede corretta e dove effettivamente ci fosse, ripeto, una convergenza di intenti, dato che comunque era prevista già nei programmi elettorali. Di questo sono dispiaciuta, ma anche i cittadini di San Giorgio ne verranno a conoscenza che questa amministrazione ha votato contro una mozione che chiedeva di fare
decidere celermente un progetto, di eseguire i lavori e di informare periodicamente il Consiglio Comunale. Punto. Assessore Giusto, Presidente, grazie, buonasera a tutti, consiglieri di maggioranza e minoranza. Allora, il mio intervento faccio in duplice veste, innanzitutto come cittadina della salute di Livenza, che come consigliere Fava, la consigliera Gelate, l'assessore Marchesani e io stessa frequentiamo quella zona, frequentiamo quella strada per motivi di lavoro e per svariati motivi. Come cittadina dico subito, esprimo la mia soddisfazione massima nei confronti dell'operato dell'amministrazione comunale, in quanto la riapertura della strada era una priorità per i cittadini, per i turisti e l'amministrazione si era impegnata in questo atto e effettivamente ha mantenuto la parola data. Come delegato di zona voglio tanto ricordare che ricevo tutti i martedì in delegazione a San Giorgio, come ricordava il capogruppo Lovassaro, si può anche interferire con delegato di zona, ricevo tanti cittadini. Questo martedì, l'altro ieri, martedì scorso, soltanto ringraziamenti per l'intervento fatto. Devo dire che la minoranza ha a disposizione tutti gli atti che vuole, basta chiederli. Di sicuro noi non veniamo a dire guarda che abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, però basta chiedere e penso che ci sia la massima disponibilità. Gli uffici sono aperti a tutti e la disponibilità massima, ci sono anche i pomeriggi, non ci sono solo le mattine, per cui la disponibilità c'è. Volevo poi ribadire l'intervento fatto dal capogruppo Massaro. È un attacco politico, sì, è un attacco politico, perché le elezioni amministrative le ha vinte la Giunta Striuli. La Giunta Striuli si è impegnata in campagna elettorale, io per prima con il sindaco Capofila, naturalmente come candidato sindaco, ci eravamo impegnati ad aprire subito quella strada. L'abbiamo votato nel primo consiglio comunale, l'abbiamo fatto. L'inutilità di questa mozione non era il contenuto, era che non serviva a presentare un atto quando la Giunta si era già adoperata per fare ciò che aveva promesso, e non sono promesse elettorali, quelle campate per aria, era una promessa, un vincolo e un obbligo che ci avevamo scritto nei confronti dei cittadini. Siamo tutte persone con una coscienza e insomma una volta reperiti i fondi abbiamo fatto un intervento. Per cui le elezioni sono state vinte da questa giunta delibera e questa giunta mette a disposizione i soldi. Dopodiché rispondo anche al consigliere Favaro. Peccato che le minoranze non abbiano colto l'occasione questa volta, le minoranze non hanno colto l'occasione di dire grazie Giunta Striuli, bene amministrazione, vedo che avete cambiato marcia, che state andando avanti e che state facendo quello che vi siete impegnati a fare. Peccato per questa amministrazione che non avete colto l'opportunità, non peccato che la maggioranza non ha approvato una mozione dopo che ha già fatto i lavori. Grazie. Il giusto ringraziamento al consigliere dell'Asia a ritirare la mozione, visto che la Giunta aveva già fatto quello che doveva fare. Noi ringraziamo voi che vigilate, voi che ci aiutate, vi ringraziamo, ma quando un atto è inutile perché i lavori sono già stati fatti, aiutiamoci, richiediamo. I lavori sono provvisori, è già stato spiegato dall'assessore commisso che c'è già stato dato l'avvio al progetto definitivo per la riqualificazione totale della strada San Giorgio. Non so come hanno spiegato, questo deve essere stato chiaro. Lo decido io, capogruppo Favaro. Grazie. Assessore Zusso, la ringrazio per i suggerimenti, però evidentemente si è distratto un attimo perché noi all'inizio, potrà leggere nei verbali, noi all'inizio, mi riferisco all'intervento di Tamara Dell'Asia e al mio intervento, l'ho poi ripetuto quando sono intervenuto per la seconda volta, abbiamo riconosciuto i meriti dell'amministrazione. Strano se non li conoscono. Ha detto bravi, avete fatto bene, siete intervenuti, avete fatto la cosa giusta. Non trovo che la mozione rimane attuale, perché comunque avete messo una pezza. Il problema a breve si ripresenta, perché i sedimenti ci saranno inevitabilmente. Una soluzione vera di lungo periodo
ancora da venire, e sappiamo che è difficile, non è possibile improvvisarsi nel giro di un mese, due, per fare un intervento strutturale serio, lo sappiamo bene. Appunto per questo la mozione è ancora una volta necessaria e utile, perché tiene viva l'attenzione sulla priorità di questo intervento, dove cosa c'è di male. Poi, una piccola parentesi politica. Il sondaggio di Vivenza non ha vinto la lista Friuli, ma il sondaggio di Vivenza ha vinto la lista Miolo, se andiamo a contare i voti. Quindi, per dire, la rappresentatività di alcuni consiglieri che si prendono la briga di presentare mozioni è del tutto una legittimazione politica. Quindi non c'è nulla di male. Chiudo il mio intervento perché forse qualcosa è sfuggito. Allora, l'intervento tampone è stato fatto, il progetto di avvio per la sistemazione strutturale della strada è già stato dato. Non so se più di così, quindi la mozione, i contenuti di questa mozione sono già in lavoro. Questi sono gli unici motivi per cui il capogruppo non ha già usato la nostra distinzione di voti. Mettiamo i voti. Voti favorevoli? 5. Voti contrari? Astenuti? 0. Il Consiglio respinge la mozione. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.